L'auto, un SUV, usciva da questo parcheggio, via della Vallata, a Longhere, l'una della notte. Il 62enne alla guida ha fatto appena in tempo ad immettersi che la moto condotta da un 31enne di Colle Umberto, Alessio Ortolan, è sopraggiunta scontrandosi con la macchina e finendo rovinosamente nel fossato. Poche decine di minuti e il giovane centauro è morto, lasciando nel dolore la famiglia e gli amici. Al Circoletto era in corso una piccola festa. L'automobilista, un ex ristoratore di Vittorio Veneto, si accingeva a rientrare a casa, come ci ha raccontato un testimone che preferisce non farsi inquadrare. Stavo tornando con la moglie a casa, è uscito pian piano dal parcheggio, come ha detto, però questa moto è sopraggiunta a forte velocità perché l'ho notata molto bene, ho notato il motore insomma. Io sono corso tra i primi, ci siamo sincerati soltanto che non avesse delle emorragie esterne, abbiamo guardato con una pila che avevamo e gli abbiamo aperto la cerniera della giacca per farlo respirare. Lo chiamavamo, cercavamo di farlo parlare per tenerlo presente, però si sentiva che respirava e non rispondeva e abbiamo atteso così fino all'arrivo dei soccorsi. Di lì a poco Alessio è spirato, è l'ennesima vittima di questa strada, un pericoloso rettilineo in discesa. Noi speriamo che qualcuno prenda provvedimenti perché un atto così dovrebbe far pensare perché non si ripeta. Lo stesso appello lo lancia il Consiglio di quartiere Valla Pisina, ma la risposta può arrivare solo da comune e provincia insieme. Siamo perfettamente consapevoli di quella pericolosità perché negli anni scorsi ne è stato dei morti in quella strada là. Per il momento, liberamente, noi come comune abbiamo potuto mettere dei misuratori di velocità, però al momento non abbiamo la libertà di farli funzionare quando vogliamo. Abbiamo partecipato adesso a un bando per un finanziamento per poter mettere in sicurezza i pedoni, però non basta, cioè è disperante il fatto che la gente corre, cerchiamo di ottenere la possibilità di fare un qualcosa, però è chiaro che bisogna rivolgersi alla gente dicendo cercate di non correre.